Terza corsa, una bella prova con soggetti di 5 e 6 anni al via, con Balalaika Matto e Back on Top quasi alla pari come quota. 1 Beatrice Matto, 2 Balalaika Matto, 3 Beverly Jet, 4 Back on Top, 5 Astecca Dimar, 6 Big Ben dei Greppi, 7 Bip Bip MTT. Questo lo schieramento che sta andando a comporsi dietro le ali dell'Autostart che sta completando la piegata di sinistra per entrare in dirittura e lasciarli per lo stacco. Macchina prende velocità ed è velocissimo Back on Top che cerca di scavalcare Balalaika Matto, la quale mantiene per il momento qualcosina avanti. Insiste Back on Top su Balalaika, prova a scendere alla corda, ci riesce, sbaglia Balalaika Matto a imboccare la prima curva. Back on Top in vantaggio nei confronti di Beverly Jet in seconda posizione. Di fuori c'è Astecca Dimar lungo i birilli, Beatrice Matto, poi Bip Bip MTT alla retroguardia, Big Ben dei Greppi. Si prosegue con il gruppo in fila indiana perché Astecca Dimar ha trovato posizione avanti a Bip Bip MTT, i 400 se ne vanno in 29,3. Back on Top in vantaggio, Beverly Jet nella sua scia, poi Beatrice Matto che precede Astecca Dimar, Bip Bip MTT e Big Ben dei Greppi. Frazione interlocutoria sulla curva di sinistra in 15,7. Back on Top che può fare quel che vuole del cronometro, Beverly Jet che resta ovviamente in scia, poi Beatrice Matto e la mossa che rompe gli indugi è quella di Bip Bip MTT con Lorenzo Baldi che avanza all'esterno dopo un mezzo miglio passato in un minuto. Back on Top in vantaggio, Bip Bip che si fa avanti all'esterno, trascinandosi Astecca Dimar che sembra voler spostare dalla quarta posizione per andare a fare la seconda pariglia quando siamo al chilometro, che è passato in 1.15,2. Accelera Back on Top che si stacca in lotta insieme a Bip Bip MTT rispetto a Beverly Jet che perde qualche battuta. La dritta opposta alle tribune è passata in 14,4. In vantaggio Back on Top, Bip Bip MTT che se la fa nella sua scia, poi Beverly Jet e Astecca Dimar, ma questi lottano soltanto per la terza moneta perché Back on Top e Bip Bip MTT hanno gran vantaggio. Back on Top accelera ancora, 14,5 per la piegata conclusiva. Back on Top che stacca e vince facile nei confronti di Bip Bip MTT che è secondo, mentre per il terzo posto sono in linea Beatrice Matto all'interno e Astecca Dimar all'esterno, con Beatrice che ha la preferenza. 1.13,3, 28,4 la chiusa per il successo di Back on Top. Roberto Vecchione che riporta in alto il Team Elert che sta tornando in auge. La scuderia Golfo dei Poeti alla proprietà. Successo del figlio di Exploit CAF in percorso di testa, corre molto bene, fa il secondo Bip Bip MTT, al terzo Beatrice Matto. Tutto questo ovviamente salvo errori, omissioni o interventi da giuria. Back on Top, Roberto Vecchione.